esclusa dalla manifestazione canora perché non italiana, o meglio, perché figlia di cittadini stranieri. E quanto sarebbe accaduto ad una quindicenne nata nel nostro paese da genitori africani? Nel cassetto il sogno di diventare cantante. Quale occasione migliore per dimostrare le proprie doti se non partecipare ad una gara per giovani aspiranti artisti organizzata a Verona? Ma la sua domanda è stata respinta. La motivazione? Italiani si nasce, non si diventa. Sorry, ma non puoi partecipare al concorso. Non accetto stranieri. Questo è quello che gli organizzatori, stando a quanto riportato dalla ragazzina sulla sua pagina Facebook, avrebbero risposto. La quindicenne ha insistito, spiegando che la famiglia vive qui da oltre 30 anni, di avere cittadinanza italiana e di essere quindi italiana a tutti gli effetti. Ma nemmeno questo ha smosso i responsabili dalla loro decisione. Un episodio veicolato ancora una volta sui social network che non mancherà di animare la discussione dentro e fuori Verona. Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, invita a fare un passo indietro proprio per evitare ulteriori polemiche. Abbiamo ben altri problemi che sta qui a vietare una ragazzina di poter cantare in un coro, in un concorso, non ho ben capito. Si faccia questo atto e si eviti di aprire un'altra polemica, ma arriva qualcuno che ci viene a dire che per risolvere questi problemi ci vuole lo ius soli. Lo ius soli, cioè, mi vede il contrario, perché il buon senso deve risolvere problemi come questi senza fare leggi.